Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Sono Walt, primo video della stagione, primo post partita, piccole premesse. Ho internet che fa schifo perché sto in campagna, quindi la qualità sarà minore e durerà poco il video perché se no non lo riesco a caricare, già ci metterà gli anni, se no non lo riesco proprio a caricare. Detto ciò, primo uscire di stagione, umore a terra, poi farò un sacco di video perché mi sono preso una pausona, non ho fatto praticamente niente quest'estate dove vi parlerò di tutto ciò che penso, di quelli che potranno essere i nostri obiettivi. Sinceramente, io oggi la sentivo abbastanza bene. Più che altro perché col Verona non è mai una gara come tutte le altre, perché secondo me siamo nettamente più forti, quindi oggi pensavo che il risultato potesse arrivare non in questo modo. Non in questo modo. È tutto perfetto? No. Ci sono stati errori individuali come di Kim e di Mario Rui. Oggi Kim male, secondo me male, ha fatto buoni interventi, ma anche sciocchezze in ritardo. Guardare il pallone, non l'uomo. Occhi solo sul pallone, senza vedere l'uomo che ti scappava dietro sul secondo gol del Verona. Mario Rui, marcatura imbarazzante. Il primo gol non lo puoi prendere. Che poi alla fine abbiamo fatto lo stesso identico gol noi poi con Osimhen, anche se lì era marcato. Bravi tutti. Secondo me, forse è una bestemmia, il migliore in campo è stato Lozano. Non mi aspettavo un Ciuli così. Ha fatto un primo tempo clamoroso, soprattutto quando la partita era tosta, era l'unico che ti dava quel quid per andare. Victor si è ripreso perché ha sbagliato una cosa che non può sbagliare, quel gol non si può sbagliare. Grande Kviscia, grandissima partita di Kvaratskhelia. Mezzo fantasma Zinischi, sono contento abbia segnato Lobotka, ragazzi, insieme a Lozano, Lobotka e Anghissà, ma che giocatori Lobotka e Anghissà, che giocatori, bene anche di Lorenzo, ripeto, ma lui così e così, Kim non mi è piaciuto, anche l'ultimo giallo, Kim bello rofrata, ma come fai, come fai sul 5-2 al 94esimo a entrare col pestone e a prenderti il giallo in quel modo? A parte io non capisco i 5 minuti di recupero. Vabbè, ma come fai? Come fai? Detto ciò, io, buona la prima. Meno male, incrociamo le dita, vi farò sapere nei prossimi giorni quelle che sono le mie aspettative e cosa penso di questa stagione. Detto ciò, un bacione. Bella.